Adesso ci dirigiamo all'incontro con la nostra guida che si chiama Manuela. Manuela il vulcano. Sì, con i fagioli, certo, come no? Stamattina non è tutti i giorni a lavorare a Chiesa. Tutti lo vedono. Quando questo era un paesone, la gente andava a pescare sul mare e tutto, si decide di fare un porto militare. Facendo il porto militare alla Spezia, che è qui a sinistra, questo per esempio è il Tribunale della Spezia. Ne vedete qui davanti che abbiamo una bellissima viale qui, Viale Italia. Alla Spezia si chiamano tutte le strade che ricordano l'unità, via Garibaldi, via Magenta, Viale Italia, Viale Europa. Cioè, per quale motivo? Ricordano gli eventi della storia dell'epoca dell'unità. C'è tutto veramente un muro, lo vedete, che chiude la parte dell'arsenale militare. Dall'alto lo vedremo bene. E qui che cosa c'è di importante? Ecco il Museo Navale. Accanto al Museo Navale c'è l'entrata dell'arsenale. Lo vedete? Ci sono dei simboli: Amalfi, Venezia, Pisa e Genova, le 4 bandiere. E questa è interessante visitarla il 19 di marzo, perché ti fanno entrare all'interno, ti fanno visitare l'Amerigo Vespucci, la nave che conto dall'altro, che è tra un po' la zona militare più grande della città stessa, ok? Immaginatevi i mattoni, i pavimenti, tutto quello che serviva all'epoca, ecco perché c'era bisogno di operai. Gli alberi della Palinuro, la Palinuro con la Colombo è una delle imbarcazioni più antiche che abbiamo nel nostro territorio. Queste strutture qui grigie invece, lo vedete che è fatta a triangolo? Queste dentro c'erano le bombe, c'erano gli arsenali e quindi il programma era fatto a triangolo proprio perché dall'alto se bombardavano scivolavano sopra. Si spera. Guardate l'Amerigo Vespucci là con i 3 alberi, quella con il marrone così. E oltretutto abbiamo poi accanto l'Andrea Doria. Guardate un po' qua, scusate, la caratteristica delle Cinque Terre sono i terrazzamenti, la coltivazione. Lo vedete come a picco sul mare? Spostiamola, guardate un po' che spettacolo visto da qua. Allora, lo vedete dove passa il treno? Là sotto dove c'è quella tettoia, il treno passa tutto all'interno della montagna vicino al mare, lo vedete che è fantastico, godetevi il panorama perché è fantastico. Questa gente ha lavorato, ha terrazzato tutta la collina per guadagnarsi 1 metro per coltivare la vigna, ok? Quindi l'UNESCO l'ha definito un patrimonio dell'umanità proprio per il lavoro fatto dall'uomo. Perché se andate nella costiera amalfitana una roccia a picco sul mare la trovate, ok? Ma non il terrazzamento. E poi è rimasto tale e quale come era all'epoca, perché c'è un vincolo ambientale e non hanno modificato il territorio. Quindi a qui mi fa piacere proprio farvi notare la ripidità e la gente ci lavora ancora oggi. Cosa facevano? Si attaccavano al canna, poi scendevano. Ve la immaginate a vendemmiare? Tanto così avere un'idea, Per vendemmiare ragazzi è attaccata al canna, poi scendevano giù e vai. Comunque lo vedete, il mare, lo spettacolo e tutte le casettine che vedete sono tutte, va bene, per casette dove gli operai ci mettevano dentro gli attrezzi per lavorare. Ok? E vabbè, io tante ragazzi cerco di farvi vedere il più possibile, quindi non vi preoccupate. Grazie. Brava, poi il resto che finché uno c'ha voglia di muoversi. Poi io dico, ho un lavoro che mi piace tantissimo e quindi non è poco, non è poco. Allora andiamo, perché insomma non è che possiamo stare tanto qua. L'artista
L'autista ecco perché capisce siamo venuti fino a Manarola. Vai. Ora attraversiamo la strada, almeno ci leviamo dal senso contrario, però qui abbiamo l'identità. Cosa c'ha di particolare questa qui? Sono 3 vitigni particolari, Bosco, Albarola e Vermentino. Chi conosce un po' i vini, Bosco, Albarola e Vermentino danno quel prodotto che vi dicevo, il bianco secco delle Cinque Terre e lo Chaquetrà. Io vi devo dire perché si chiama Chaquetrà. Perché si chiama Chaquetrà? Si chiama così perché l'uva viene fatta appassire sotto il calore del sole e poi viene spremuta e quindi fa un rumore particolare, chac, e questo dà il nome al vino stesso. È un vino liquoroso, un vino dolce, Allora, noi continuiamo e tra un po' arriviamo proprio, questo veramente siamo a tramonti, tramonti vuol dire tra la montagna e il mare. Eccoci qua, il primo paese. Questa è la cosa, la caratteristica che andiamo a scoprire oggi. Vedete tutte le case colorate? Sono tutte case torri e il paese con il maggior numero di scale, perché da una strada all'altra c'è tutte scalinate, ok? Ma nella stessa casa, hai l'entrata al primo piano e l'uscita anche al terzo, perché dà sulla strada di dietro, capite? Ma non sto scherzando, è la realtà, E poi che cosa c'è di interessante? Sotto si vede il campanile della chiesa di San Giovanni XIV secolo e là che cosa? C'è resti di un antico castello di Manarola stessa, dobbiamo camminare in salita per raggiungerlo. Guardatela sul santuario che veduta che avevano. Allora, quindi Montenegro sopra a Rio Maggiore e sopra a Manarola abbiamo Volastra, Voleoleaster, dove c'erano gli olivi, dove si faceva l'olio e c'era.
Rain Man! Rendiamo lo stesso, è un filmato. Lo aggiungiamo alla collezione YouTube. Di dove sei? Di San Donà? Musile, sì, Musile? Ah, beh, sì. insomma, sì. Roba nostra. Siamo vicini. Sono pagamenti di arrivo e ora lo entri in casa. Dobbiamo approfittare qua. Mara Segarra, ecco quello che dice lei. Vedo l'artista. Ormai. Poi si vede che cosa possiamo fare. Ma è una giornata, un mar stupendo. Adesso minaccia bello. Minaccia.
sì, netta, c'hai. Netta, c'hai. Netta, c'hai. Era l'unica. Facevate 4 ombre per chi è di compagnia? Dopo che viene? Abbiamo rimesso qui. No, siamo che viene, non siamo No, Giorgio che si mise la farà qualcosa. Ah, perché ti rimetti qui a sacco, non ti rimetti qui. Li metto stessi altri dopo, però... Ah, per ripararli meglio. Non si parla, se Antonello parte non parliamo. E se no, va bene. No, perché scherzavo che si avventavano sul chat, abbiamo il cartello 3. O piaggio il 3. Lo so. Vabbè, le cose che dovevamo vedere le abbiamo viste. Ok. E soprattutto Monterosso è l'unico dove si faceva la coltivazione, si andava a pesca delle acciughe, con le lampade partivano, ok, l'acciuga salata, poi dopo che cosa è successo? Si fa la stazione, le case, gli alberghi, dove le faccio? Dove c'è più spazio, e quindi è stata fatta della parte, quando sta che qui ci si fa conservazione, però poi dall'altra parte c'è un cullare che è restauro, dall'altra parte lo vedete qui che sta. È andata muoio! Vieni Marilena, io e te. Nel numero 26 è messo alle ore 12 di oggi. Persistono per le prossime 24 ore precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio e temporale sulla stessa. Dalle prime ore di domani, domenica 24 e per le successive 36 ore si prevede precipitazioni intense a prevalente carattere verso l'Emilia Romagna. Mentre i piedi Si è bagnato i piedi? sì, È andato a bagno? No, Matteo è andato Ho mai. voluto sentire la temperatura dell'acqua, certo, proprio Comunque. com'era. Freschetta. teniamo un giro pietoso. Acqua. Sono stato a Capri, poi ho fatto il termine di agosto,
famosa? Quella che è abbarbicata proprio, cioè quella piccola. No, ma qui è un'altra guida. L'acqua per il soggiorno di minimo 7 notti in camera doppia superiore. Il soggiorno comprende l'utilizzo delle 3 piscine E stevate di solito metà d'aria. con servizio di ombrelloni teli mare, che è proprio l'utilizzo del bagnario, della piscina termale, completo dell'uso passaggio, della palestra, internet, wifi, web si bloccano.